Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3 e buona domenica. Entriamo in diretta anche per questa giornata, per questo 29 maggio, per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica a nord-est. Avremo anche oggi numerosi collegamenti con il territorio, parleremo del maltempo che si è abbattuto sul Veneto in questa settimana, anche in queste ore. Tra l'altro è allerta gialla. Vi posso già dire che ci sono anche dei disagi nella zona della costa veneta, soprattutto a Bibione si sono registrate delle mareggiate. Ad ogni modo poi faremo anche il punto dei danni della settimana, soprattutto in agricoltura. Fra poco mi raggiungerà anche il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. Spresiano, come sapete, è uno dei comuni più colpiti proprio dall'ondata di maltempo di questa settimana. L'allerta gialla rimarrà fino a questa sera, fino alla mezzanotte, ma c'è tanta cronaca anche di cui darvi conto. Innanzitutto l'incidente sul lavoro, l'ennesimo che si è registrato questa mattina allo stabilimento Stella Maris, una struttura ricettiva che si trova a Sottomarina di Chioggia, molto nota, conosciuta come l'ex Idrofollie. Un 52enne, lo vedete, che lavorava nella struttura ricettiva è stato colpito da una palma mentre era impegnato nella manutenzione e apertura dell'area balneare. Si tratta del titolare molto noto in tutto il Veneto, Gianluca Fasolin, 52 anni, che è titolare appunto dello stabilimento. Tra l'altro Fasolin è anche socio di altre strutture turistiche in Veneto, come il Rosa Petra a Cortina. Si era dato appuntamento per l'appunto questa mattina di buon'ora alle 7 con un dipendente dello stabilimento per sistemare una palma danneggiata dal forte vento di Bora che ha colpito la costa Veneto proprio nella serata di ieri sera. Quindi così a Sottomarina. Tra l'altro incidenti sul lavoro che continuano a susseguirsi a ritmo impressionante. Soltanto ieri l'ennesima tragedia a Portoviro che è costata la vita a un operaio di 42 anni originario della provincia di Bari, che ha perso la vita dopo essere caduto da una cesta elevatrice a circa 5 metri d'altezza. L'incidente è avvenuto presso un negozio. L'uomo per una ditta esterna stava svolgendo dei lavori edili quando, per cause in corso di accertamento, è caduto al suolo. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato l'operaio in ospedale a Rovigo, dove è deceduto poco più tardi. Si tratta, lo vedete, di Giuseppe Fatalino, appunto un uomo di 42 anni, originario della Puglia, di Putignano, dove viveva con la famiglia. Quindi, come vedete, una scia, quella degli incidenti sul lavoro, che non si arresta. Vi mostro adesso le immagini. Sono in grado di farlo collegandomi al sito Meteo Pedemontana Veneto, anzi no della mareggiata, ma comunque ve le mostro fra pochissimo. Tra l'altro mi dice il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, che è arrivato, quindi se possiamo farlo accomodare in studio proprio per parlare di maltempo, chiedo gentilmente alla regia. Dicevamo, per l'appunto, una settimana contrassegnata dal maltempo. Queste tra l'altro sono le immagini della piscina di Spresiano, di Lovadina, il tetto completamente scoperchiato. È uno dei danni più visibili, ma non è l'unico fondamentalmente di questa settimana, perché poi non so, ve le ricordate sicuramente le immagini del maltempo, della grandinata fortissima che si è abbattuta anche sulla zona di Asolo, quella città che di fatto si è completamente imbiancata come fosse neve in piena primavera. Un evento violentissimo. Ecco, queste sono le immagini di Spresiano, questo è il sottopasso di Spresiano, questa è la notte terribile vissuta tra martedì e mercoledì proprio
da Spresiano e dai cittadini e dagli imprenditori e soprattutto dagli imprenditori del settore agricolo. Saluto e ringrazio, buongiorno davvero Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano. Non è stata una settimana facile. No, decisamente è stata una settimana piuttosto complicata, però diciamo che siamo ripartiti bene e tra l'altro ho appena condiviso sulla mia pagina Facebook, quella del sindaco, quanto arriva dalle piscine, visto che abbiamo visto quelle immagini lì, e dicono: immaginiamo che sappiate tutti cos'è successo al nostro impianto qualche giorno fa, volevamo informarvi che speriamo di riaprire la piscina lunedì dalle 18, per cui ecco, quindi credo domani che sia alle 18. esatto, quindi ecco, ci si è subito dati da fare per risistemare il tutto, al netto ancora delle richieste eventuali, no, di calamità e via dicendo. Ci si sta già dando da fare come da prassi comunque. Credo che noi veneti siamo famosi, ecco, per questo, sì, ecco, sì, il famoso rimboccarsi le maniche. Decisamente. Al di là di ogni retorica. Tra l'altro poi parliamo di piscine e ben sappiamo quanto le piscine in questo periodo soffrano, no? Alle prese con il caro bolletta, con costi di gestione che sono diventati insostenibili, e poi c'è tutto il fattore della pandemia che ha tolto abbonati, comunque anche appassionati per certi versi. Parlavamo con Federico proprio mercoledì, che è il gestore delle piscine lì, ma chiaramente il problema riguarda tutti. È chiaro che qui si è sommata questa calamità e quindi è un'ulteriore botta, però ecco, già prima, sì, come dicevi tu, le piscine erano state uno dei settori più martoriati sia dalla pandemia che soprattutto dal caro bollette. Non dimentichiamoci che il 90% delle piscine è anche l'acqua riscaldata e sappiamo cosa significhi riscaldare l'acqua. Per cui ecco, una cosa del genere ha scombinato tutti i piani, perché ci sarebbe dovuta essere l'apertura proprio questo sabato. Adesso, al netto che il maltempo magari non avrebbe dato comunque la possibilità, certo è che vedendo le immagini della copertura così sradicata, concedetemi il termine, e pensare che domani ci possa essere la riapertura, credo sia un motivo di orgoglio per tutti e anche un segnale di forza e di mai arrendersi, ecco, di resilienza vera e propria. Ecco. Di resilienza vera e propria. Visto che hanno abusato di questo termine in molti... Queste sono prove proprio pratiche, sì, di resilienza. No. Resta il fatto, sindaco, che possiamo parlare anche di una tragedia sfiorata, perché questo è avvenuto di notte, nelle ore serali. Fosse avvenuto di giorno, io non oso neanche immaginare, perché poi dopo, quando vedi queste cose, anche per tranquillizzarti un po', no? Cerchi il lato positivo della medaglia, no? Il lato buono, e effettivamente se c'è una cosa buona che possiamo prendere da questa storia è proprio che sia avvenuto di notte e che, allora, innanzitutto non vi siano stati danni alle persone, e questo è fondamentale. E poi anche che la protezione civile con le loro squadre, con le sue squadre, è riuscita ad intervenire subito per mettere in sicurezza il territorio. Approfitto anche per ringraziare la protezione civile di Spresiano, perché hanno fatto un lavorone, e quindi la mattina, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti viari, eravamo già in forma, ecco, eravamo già a posto, per cui è stato sicuramente sì, positivo che sia accaduto di notte, perché dopo abbiamo cominciato anche a fare, no, tutte le supposizioni possibili e immaginabili, pensare a un ragazzino che magari torna a casa a piedi da scuola, in un tragitto magari di 10 minuti, in 10 minuti si è scatenato, certo, l'inferno. Com'era, ecco, il termine tecnico che è stato utilizzato? No, allora, il termine tecnico è downburst, e tra l'altro ho letto critiche anche su sta cosa, perché si usano inglesismi certo, però sappiamo che nell'ambito soprattutto della meteorologia si vanno a prendere, no, certi termini, perché non c'è una definizione italiana che specifichi, no, la cosa, ed è praticamente nient'altro che un vento fortissimo che si incanala e soffia in un'unica direzione. Questo è
è il significato tecnico. Io l'ho saputo, stavo bene anche senza saperlo, ecco, il significato del termine. Però avrebbe preferito, immagino, Sindaco. Allora, penso che da Belluno sia collegato anche il presidente della provincia di Belluno, se non sbaglio, Roberto Padrino. Non ancora. Allora, se possiamo verificare, perché mi dice per l'appunto che è collegato, chiedo quindi anche al presidente della provincia di Belluno se può lanciarci un segnale per capire anche com'è l'evoluzione nel bellunese. Ieri sera ci sono state forti precipitazioni soprattutto nella zona del Feltrino, 50 mm in pochi minuti ad Arsier, quindi siamo nel Feltrino occidentale. Tra l'altro, Sindaco, il settore più colpito è stato quello agricolo, non solo a Spresiano ma in tutta la fascia della pedemontana trevigiana. Sicuramente, infatti adesso abbiamo già fatto la segnalazione ad Avepa in ordine ai problemi riscontrati dalle aziende agricole, però ecco, nonostante molte di esse siano assicurate, in alcuni casi l'assicurazione non copre dei danni, per cui adesso stiamo attendendo anche di avere direttive da parte della Regione in merito allo stato di crisi che il Presidente Zaia ha firmato il decreto, mi pare che sia già firmato, però non è ancora stato pubblicato e attendiamo sul da farsi. In ordine alla provincia di Belluno invece, essendo sempre in contatto con Luca De Carlo, ieri sera mi ha detto che si stava spostando anche di là. Io mi auguro che si tratti per il momento forti criticità non sono state registrate, che rimanga così, a parte appunto queste mareggiate che si sono verificate soprattutto nella zona del Veneto orientale a Bibione. Resta il fatto che qui è come fosse sempre la prima volta per certi versi. Beh, per Spresiano devo dire che forse lo è stata. Noi abbiamo sempre avuto fortuna negli scorsi accadimenti del genere, perché siamo sempre stati lambiti e quindi non abbiamo mai avuto problemi come questa volta. Io non ho ricordi in 46 anni di comportamenti climatici del genere, ecco. È chiaro che non sta a me, ecco, fare discorsi che non mi competono, perché io non sono un meteorologo e non sono nemmeno un esperto di cambiamenti climatici, però è oggettivo, è sotto gli occhi di tutti che adesso si dice il clima è impazzito, in realtà non so se sia il clima a essere impazzito o se abbiamo contribuito a farlo impazzire, e non voglio neanche entrare nel tema, però è oggettivo. Io un maggio così caldo non lo ricordo, e poi tra l'altro avete visto, eravamo 30 gradi fino all'altro ieri ce n'erano 15, quindi la metà, quindi un'escursione incredibile. E sì, non so spiegarmelo, ma qualcosa sta accadendo. Prevenire certe cose credo sia praticamente, sì, però è quasi impossibile, perché certo, poi torniamo sempre al solito nodo delle risorse, perché poi per prevenire certi fenomeni non serve solo una cultura della prevenzione, anche questo è un termine spesso abusato, ma servono risorse vere. Guarda, perfettamente d'accordo. Certo è che quando vedi un albero sano e correttamente manutenuto sradicato dal suolo, dici, anche investendo tutte le risorse del mondo, cosa avrei potuto fare? Quindi io ho visto strutture molto meno diciamo un po' più fatiscenti, ecco, diciamo così, certo, rispetto alle piscine che sono rimaste in piedi. Lì invece, che tutte le cose sono state fatte con i crismi del caso, avete visto cosa è successo, per cui bisogna essere anche fatalisti a volte. Vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio, Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno. Buongiorno Padrin. Prima di entrare nel clima di festa che ieri si è respirato nel bellunese, le chiedo un aggiornamento per l'appunto sull'evoluzione del maltempo. Non ho segnalazioni particolari, devo dire che ieri sera c'è stato abbastanza brutto tempo, poi pian piano la pioggia è scesa, questa mattina c'era una pioggerellina, quindi devo dire che questa perturbazione se n'è andata, spero, e non ha lasciato segni e ci ha permesso di vivere la giornata del Giro d'Italia. Qui l'unica cosa negativa, lo dico perché ormai lo dico un po' spesso,
è che non capisco perché questi meteo.it, il meteo, eccetera, eccetera, diano delle indicazioni di previsioni che poi non corrispondono alla realtà. E questo ovviamente penalizza anche le attività, e quindi dovremmo cercare di trovare una modalità affinché non si commettano. Io non so dirvi, ma se voi io ho un iPhone e praticamente ieri metteva 100% pioggia dalla mattina, poi pian piano. Sempre dopo, però, se tu ti programmi la giornata il giorno prima, tu vedevi che ieri sarebbe dovuto piovere tutto il giorno. Questo è un tema vero, ricorre ogni estate, ma ricorre sempre di più il cosiddetto meteoterrorismo, c'è anche questo. Io intanto buongiorno Roberto. Ciao caro. Ciao. Allora, no, io parlavo ancora qualche anno fa con l'ex comandante della base militare qui di Istrana e mi diceva che appunto certi siti vengono costantemente aggiornati con le segnalazioni degli utenti, per cui non c'è da fidarsi. Quindi uno può anche scrivere una fesseria e arriva la notizia e viene aggiornata, no, in questi termini. Poi mi diceva anche era il generale Morpurgo, sì, quindi non uno no, a caso, mi diceva non fidatevi di quelli che vi danno le previsioni da qua a 2 settimane, è impossibile, tant'è che sul cellulare della Pietra, attenzione, l'ho provato al mio matrimonio, che era un periodaccio con piogge, ci ha beccato in pieno. Io ho l'applicazione dell'aeronautica militare che fa i 3 giorni, quindi oggi, domani e dopodomani, e ci becca spesso, per cui ecco con... Lei invita, diciamo così, a seguire, ecco, chi magari è più strutturato, perché effettivamente, come diceva Roberto, si rischia di creare un terrorismo che... Diciamo però che stavolta c'era anche l'allerta gialla diramata dal centro decentrato, certo, della protezione civile, e il tema è molto complesso in verità, però l'importante, Presidente Padrin, è che questo giro abbia portato tanta gente nel bellunese, se non sbaglio circa 100.000 persone che hanno assistito a questo tappone dolomitico memorabile, che ha anche ribaltato un po' le sorti, i destini della corsa. Qui vediamo la partenza da Belluno. Quali le emozioni, che cosa resta di questo Giro d'Italia, di questo tappone dolomitico, Presidente? Beh, resta l'emozione di aver visto e di aver avuto la conferma che il Giro d'Italia resta il più grande evento sportivo a livello nazionale, che coinvolge tutti, indipendentemente tutti, vecchi, giovani, bambini, non c'è schieramento politico, non c'è schieramento di nulla, tutti i paesi insieme, cioè è una grande festa di sport e di cultura. E di cultura sportiva, direi. Questo ha un grandissimo vantaggio, e quindi noi che abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio le Dolomiti, abbiamo poi la fortuna di fare un ottimo lavoro di squadra e di avere la fiducia di RCS, soprattutto da parte della Regione Veneto, ma anche della nostra provincia, e alla fine siamo riusciti a mettere in piedi una tappa che ha, al di là dell'aspetto agonistico, che ha deciso, penso ormai, la corsa in rosa, ha portato alla partenza di Belluno migliaia di persone che penso non si vedessero da anni, ma soprattutto lungo il percorso, che io mi sono fatto tutto dal primo all'ultimo, non dal primo, perché poi dando la partenza sono partito dal Mas di Sedico, l'ho seguito tutto, e devo dire che soprattutto sul Fedaia c'era veramente tantissima gente. Un po' più freddo ho visto il Trentino stavolta, devo dire la sincera verità, ma insomma qua non c'è una gara. Questa è una stoccata. È più caldo e più freddo, però veramente devo dire che noi abbiamo preparato alcuni paesi, Sospirolo, ma anche lo stesso Limana, ma Belluno, cioè c'era un entusiasmo, e poi... Quindi mi faccia capire, Presidente, da un lato il freddo trentino, dall'altro il caldo bellunese. No, sai che non mi piace fare polemiche e poi campanilismi, poi tanto meno, nel senso che, però questa è una constatazione che ho avuto, e anche, devo dire, le presenze sui passi, in particolare, non so, San Pellegrino, non ho visto tanta gente, ma neanche sul Pordoi in maniera esagerata. Devo dire che quasi tutti si sono concentrati sul Fedaia, e lì è stato veramente una grandissima festa di sport, ma questo conferma, come dicevo all'inizio, che al di là di tutto è anche un veicolo promozionale del territorio straordinario, il Giro d'Italia. Pensa se avessimo un campione che potesse lottare per vincere il Giro, oppure fosse protagonista. Ecco, questo è forse l'unico aspetto negativo
di questa corsa, quindi pensa potrebbe portare ancora di più persone, adesso non dico ai livelli di Pantani, ma insomma il Nibali che ora sta chiudendo la sua carriera, i primi anni era sicuramente, portava la gente ad applaudirlo, cioè ci manca anche questo aspetto, quindi pensate voi se riusciamo nei prossimi anni a trovare anche un campione, il risultato che si potrà portare. Diciamo che un campione italiano che scaldi i cuori manca, però l'effetto vetrina, quello di cui tanto si parla, c'è stato indubbiamente. Per le prossime edizioni c'è qualche anticipazione? Già ci sono dei contatti in corso per riportare di nuovo il Giro in Veneto e nel Bellunese? Non è che non posso negare che stiamo lavorando con la Regione per portare ancora almeno una tappa, un arrivo, una partenza nella prossima edizione del Giro d'Italia. Con RCS abbiamo cominciato ad intavolare qualche discorso, mi piacerebbe riuscire a dare un po' di continuità. È chiaro che non possiamo pretendere che ogni anno il Giro passi sulle nostre strade, perché insomma ci sono 20 regioni in Italia e ovviamente ognuno farà le proprie richieste, però comunque la passione che c'è nel Veneto non c'è in tutte le regioni del nostro paese, quindi è chiaro che mi piacerebbe riuscire a fare almeno ancora 2 anni importanti dove possiamo ospitare delle corse. Ammetto che insomma ci sono in corso tutta una serie di interlocuzioni con RCS e la Regione e mi auguro che nel giro di qualche mese, visto che insomma attorno a metà ottobre, primi di novembre dovrebbe essere presentata la prossima edizione, possiamo presentarci con qualche altra sorpresa positiva. Obiettivo Olimpiadi 2026. Lì finiamo sempre, Presidente. Bellunese, terra di sport, Dolomiti. Ma certo, tutto aiuta, perché è chiaro che il nostro territorio deve prepararsi. Ecco, questa edizione secondo me le Olimpiadi non sono state protagoniste, ma adesso insomma abbiamo costituito nei mesi scorsi la Fondazione Cortina, abbiamo cominciato, è stato presentato con il roadshow un po' un percorso di avvicinamento alle Olimpiadi con la Fondazione Milano Cortina 2026. Io penso che dal prossimo anno veramente anche questo possa essere un qualcosa in più che possa convincere l'RCS a darci fiducia e contemporaneamente a rilanciare ancora di più questo grande evento olimpico, dico sempre, di cui non ci rendiamo conto ancora della portata che potrà dare. Forse ce ne accorgeremo quando la vivremo proprio di persona questo grandissimo evento, perché ha tutta una serie di ricadute straordinarie che mi auguro poi verranno alimentate anche nel corso degli anni successivi. E allora, Presidente, resti ancora un attimo con noi. Mi dice il sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto, che ci sta sentendo, non so, chiedo alla regia se per caso è collegato, perché Luca Durighetto con altri sindaci della Marca in questa domenica 29 maggio si trova nella zona dell'Emilia Romagna, colpita 10 anni fa dal terribile terremoto che è costato tante vite e ha provocato tanti danni. 10 anni fa la grande solidarietà del Veneto, della Marca. Chiedo alla regia, c'è per caso Durighetto? Non ancora, allora mi dice che ci sta sentendo via Skype, forse c'è qualche problema, lo dico anche a lui. Tra l'altro, ecco, c'è tutto questo insieme, no? La macchina dell'emergenza del Veneto, che sia per il maltempo, che sia per gli eventi difficili come il terremoto, è sempre in allerta, sempre in moto, una vera e propria macchina della solidarietà. Ma direi proprio di sì. Ma il bello è che appunto non solo quando le cose accadono qui, ma anche quando accadono in altri territori, per cui credo che da questo punto di vista non abbiamo nulla né da recriminarci né tantomeno da invidiare. Ecco, siamo sicuramente strutturati ed è un orgoglio, soprattutto per chi rappresenta le istituzioni, poter contare su una serie di volontari, perché ricordiamoci che chi è in protezione civile non è stipendiato, che permettono anche di essere conosciuti ovunque, non solo all'interno della propria regione. Io, se posso, vorrei fare una considerazione che non è polemica, ma anche sì, in ordine a quanto si sta dicendo sul Giro d'Italia in questi giorni, ed è sicuramente una manifestazione
stupenda, tanta gente, tanti soldi anche che arrivano sul territorio, perché c'è da dire anche questo, dal punto di vista economico dobbiamo sempre, no, essere attenti. Però ecco, non ho sentito tante parole sul velodromo di Spresiano e magari, ecco, mi piacerebbe che qualcuno cominciasse seriamente a farle, perché ecco, magari un bel arrivo anche al velodromo sarebbe una cosa simpatica. Ecco, mi fermo qua, non vado oltre, perché ha lanciato il suo messaggio. Ma sai, diciamo. dopo un po' è una questione questa sempre molto calda, ecco, nel trevigiano, spiego ai nostri telespettatori da casa. Ecco, queste sono le immagini invece della tappa trevigiana, la maglia rosa era ancora Carapaz, ieri invece insomma questo sovvertimento di graduatoria con Hindley maglia rosa. Da un punto di vista atletico, sportivo, Presidente Padrina, lei che è uno sportivo, come l'ha vissuta questa gara? Ma, vi dico un po' una cosa, io mi trovavo di fatto sul palco premiazioni, quindi appena i corridori arrivavano entravano in una sorta di zona che poteva essere vista solo, insomma, da noi che eravamo sopra, e devo dire che soprattutto la nuova maglia rosa l'ho vista stravolta all'arrivo. Hanno dovuto prima farlo sedere, poi sdraiare per terra, poi l'hanno fatto risedere. Deve essere stato uno sforzo veramente immane quello che Hindley ha fatto, che penso a questo punto gli permetterà di vincere la Corsa Rosa e anche con merito, e questo mi ha sicuramente molto colpito, mentre il vincitore l'ho visto un po' più tranquillo, un po' più affaticato sicuramente, ma insomma non nelle condizioni in cui ho visto Jay Hindley. Deve essere stata, perché ovviamente gli ultimi chilometri di salita in Fedaia sono veramente terribili, nonostante il pubblico aiuti i corridori a salire incitandoli. Insomma, mi pare che la pendenza lì arrivi fino al 19,2-19,3%, quindi sono tratti durissimi. L'incitamento va bene, però poi servono gambe e parecchi. Allora, grazie davvero Roberto Padrin, Presidente della provincia di Belluno, che porta a casa la soddisfazione di questo tappone dolomitico e di queste Dolomiti in rosa che tornano a ripopolarsi, primo grande evento della stagione turistica 2022. Grazie Padrin. Grazie a voi, ciao Marco. Ci vediamo. Ciao Roberto, ciao. Ciao. Tra l'altro adesso vedo tutti allineati, allora facciamo così, chiedo a Lorenzo Maier se possiamo fare fra pochissimo, quindi Lorenzo, mi senti? Sì, buongiorno. Allora Cristian. Lorenzo, facciamo così, lanciamo che fra pochi minuti ci risentiamo per lo sposalizio del mare di Venezia, perché ho degli ospiti da Finale Emilia. Possiamo riaggiornarci fra 5 minuti esatti? Sì, ecco, che così intanto ci riallineiamo. Vediamo, ecco, Luca Durighetto, che mi è scomparso proprio in questo momento, eccolo qua, perfetto. Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco. Vedo anche Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, ma Durighetto, ci spieghi un po' cosa state facendo? Allora, buongiorno a tutti, ciao a Marco che so essere in studio là con voi. Ciao. Sì, come oltre al sindaco Roma c'è anche l'assessore Scatolì, che è assessore del comune di Zero Branco, e il sindaco Claudio, che è il sindaco qua di Finale Emilia. Buongiorno a tutti. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Noi siamo venuti qua su invito appunto del sindaco di Finale Emilia perché 10 anni fa, quando c'è stato il terremoto che ha sconvolto un po' tutti, ma nel loro caso ha sconvolto anche la vita e la quotidianità del comune di Finale Emilia, alcuni nostri concittadini volontari, nel caso di Zero Branco, Ponte di Piave, ma poi c'erano anche altri comuni qua rappresentati da tutta Italia, hanno voluto essere presenti per dare una mano e per aiutare la comunità di Finale Emilia. Quindi oggi su invito del sindaco siamo qua un po' a confrontarci nuovamente su quelle che sono anche le necessità odierne e a ricordare quei momenti un po' tragici. Ecco, sindaco Roma, vedo anche lei, buongiorno. Buongiorno Cristian, saluto anch'io il sindaco Marco. Ciao.
Sì, anche Ponte di Piave, e ringrazio Claudio, il sindaco di Finale Emilia, che ci ha invitato proprio perché a quell'epoca Ponte di Piave aderì non solo attraverso le associazioni di volontariato, ma anche attraverso le aziende che nel territorio si erano mosse per cercare di dare una mano, e quindi credo che questa proposta anche di ritrovarci assieme sia anche un aspetto che guarda al futuro. Noi chiamandoci Ponte di Piave, con il fiume Piave abbiamo sempre bisogno di aiuto da parte delle persone, e credo che questo significa fare squadra non solo su questo ma anche su altri temi che ci vedano impegnati anche dal sociale alla salute. E chiedo al sindaco di Finale Emilia, sono passati 10 anni, ma il legame con la Marca trevigiana e con i sindaci del territorio trevigiano mi sembra molto molto solido, sindaco. Beh sì, oggi dopo 10 anni era un momento per rinnovare l'amicizia, ma anche i patti che a suo tempo vennero fissati, stabiliti e firmati. Quindi oggi ha due aspetti principali il nostro incontro: l'aspetto formale, dei patti, e l'aspetto anche di amicizia relazionale che ha accompagnato tutti questi anni di rapporti. Noi, se 10 anni fa, per merito anche dei sindaci che mi hanno preceduto, non avessimo avuto queste opportunità di aiuto immediato all'indomani del terremoto, sicuramente le nostre comunità avrebbero sofferto molto di più. Quindi oggi il nostro riconoscimento, non solo formale ma sostanziale e di cuore, va a tutti i comuni, grandi o piccoli che fossero, che proporzionatamente alle loro disponibilità sono intervenuti immediatamente dopo il terremoto del 20 maggio 2000 e del 29 maggio anche 2012, e ci hanno portato solidarietà tangibile e anche solidarietà dal punto di vista psicologico, perché ricordiamo che un impatto di questo genere ha una rilevanza enorme anche sulla psicologia delle persone. Quindi è un aiuto a 360 gradi quello che abbiamo ricevuto, e non finiremo mai di ringraziare e riconoscere i meriti di chi è stato al nostro fianco in quei terribili momenti. E sindaco Durighetto, come procederà poi la giornata? Adesso abbiamo fatto appunto un incontro con tutti i sindaci o i rappresentanti dei comuni che appunto avevano aiutato in quei giorni Finale Emilia. Adesso ci fermiamo tutti perché è giusto che si pranzi anche, e poi riprenderemo con una vista della città, perché effettivamente molto è stato fatto, e qua bisogna anche secondo me ogni tanto sottolinearlo, perché abbiamo purtroppo sotto gli occhi esempi negativi di come in Italia a distanza di anni ci siano ancora situazioni fatiscenti, mi viene da dire, a seguito di calamità naturali. Oggi invece alcune cose sono state fatte, addirittura ci sono degli esempi positivi che il sindaco prima ci ha rappresentato e che possono servire da rilancio e da spunto anche per le nostre comunità. Quindi oggi pomeriggio andremo a vederli per provare, perché no, imparare anche noi qualcosa dal comune di Finale Emilia. Sindaco Roma. Sì, sicuramente un'ottima occasione per risaldare i rapporti, ma ovviamente rilanciare e anche un momento per ringraziare appunto sia la nostra protezione civile e tutte le protezioni civili che si sono adoperate, ma soprattutto per cercare di costruire delle reti territoriali e di costruirle su diverse tematiche che ci tengono ovviamente tutti insieme a lavorare per la stessa finalità. E credo che questo sia una delle ottime basi, che mettendo assieme più primi cittadini di più regioni d'Italia sia fondamentale per costruire anche delle reti che vadano al di là del ricordo di oggi. Allora, se siete d'accordo, io chiuderei con un messaggio del sindaco di Finale Emilia ai veneti. Che cosa sente di dire, sindaco? Beh, intanto, come ho ricordato prima, il ringraziamento enorme, ma questa mattina è emersa convintamente un'idea di proseguire in questo nostro rapporto di conoscenza, andando anche oltre le formalità, oltre le ricorrenze, perché tutti conveniamo sul fatto che la collaborazione fra amministrazioni comunali che vivono sul territorio in prima persona le problematiche a cui cercano di dare soluzioni e risposte è un elemento di ulteriore legame. Ci siamo in sostanza detti che
sulla buon esempio dei comuni del Trevigiano, anche gli altri comuni seguiranno questa nostra proposta e vorremmo continuare nella collaborazione, nell'interscambio di esperienze positive di amministrazione comunale. Dai patti emerge anche questa volontà, indipendentemente dalle appartenenze politiche, ma concentrati, visto che come sindaci siamo in prima persona responsabili di tutto quello che succede sul nostro territorio, concentrati sulla soluzione delle problematiche e troviamo l'opportunità di mettere a confronto i modelli che ciascun sindaco nel proprio comune ha attivato. Quindi questo è il messaggio positivo da cui questa mattina vorremmo uscire, legando ulteriormente i nostri rapporti. Quindi un grazie a Paola, un grazie a Luca e in rappresentanza di tutto il vostro territorio, che presto verremo a trovare ricambiando la visita che generosamente i due sindaci ci hanno dato. Allora grazie Sindaco, la aspettiamo qui in Veneto, grazie certo. Davvero. Grazie Sindaco. Sì, prepariamo il prosecco, sì, claro. Ecco, preparate il... Sì, ma invitate anche me però quando viene qua, perché... Beh, ci pensiamo Marco, ci pensiamo. Grazie, vabbè dai, è già qualcosa che ci pensiate. Allora, grazie Luca Durietto, sindaco di Zero Branco, grazie al sindaco di Finale Emilia, grazie Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, tra l'altro anche presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Direi di fare così, vi do due aggiornamenti velocissimi di cronaca che riguardano la Marca Trevigiana, perché a Povegliano nelle scorse ore i carabinieri della stazione di Volpago del Montello hanno arrestato un 48enne del luogo gravato da precedenti penali in materia di codice della strada in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso, dovendo espiare 8 mesi di reclusione per guida in stato di ebbrezza. Disbrigate le formalità di rito, l'arrestato è posto agli arresti domiciliari, mentre a Motta di Livenza, a conclusione di indagini, hanno denunciato i carabinieri della locale stazione un 43enne di origini veneziane senza fissa dimora, gravato tra l'altro da numerosi pregiudizi penali per un furto, il furto di un computer portatile e di qualche spicciolo avvenuto lo scorso 20 maggio nella canonica della parrocchia proprio di Motta di Livenza. Facciamo così, andiamo in pubblicità, poi rientriamo e andiamo a Venezia per lo sposalizio del mare. Di nuovo in diretta 12:40 di questa domenica 29 maggio, ancora con me il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Adesso sindaco la porto a Venezia con Lorenzo Maier, ve l'ho anticipato poco fa, questa mattina Venezia ha rinnovato uno dei suoi riti più antichi, lo sposalizio del mare, però non è solo un rito, perché si è lanciato un messaggio preciso di pace. Di fatto Venezia ha chiamato Odessa, è così? Lorenzo, buongiorno. Sì, certo, buongiorno Cristian. Si è da poco conclusa la messa qui a San Nicolò del Lido, come ricordavi giustamente tu da studio questa mattina. Il rito dello sposalizio di Venezia con il mare tradizionale, e quest'anno per fortuna per la prima volta i partecipanti non hanno dovuto obbligatoriamente indossare le mascherine, ha segnato un ritorno verso la normalità ed è stato impreziosito da questo gemellaggio tra Venezia e Odessa. È presente qui a Lido a Venezia l'ambasciatore, si è collegato questa mattina ai giardinetti Lari di San Marco in videocollegamento il sindaco di Odessa, e la speranza di tutti è che, visto che questo gemellaggio non finisce oggi ma inizia oggi e durerà per tutto il prossimo anno, per un anno intero, questo periodo di tempo porti la pace. Ecco, quindi diciamo un rito, come dicevamo prima Lorenzo, che fa riferimenti precisi anche all'attualità. Tra l'altro è un rito che porta a Venezia i sindaci dei comuni capoluogo del Veneto. Certo, i sindaci dei comuni capoluogo del Veneto, perché lo scorso anno sono stati proprio i sindaci a ricevere l'anello dogale, che quest'anno invece è passato nelle mani simbolicamente della città di Odessa. Un
nel 2021 appunto erano stati i sindaci del Veneto con in prima fila il presidente delle ANCI, il sindaco di Treviso Mario Conte, che aveva ricevuto da Venezia l'anello dogale in quanto la città che aveva voluto gratificare per i 1600 anni che si sono conclusi e celebrati qui a Venezia del compleanno della città. E oggi non c'erano i sindaci, ma c'erano i rappresentanti attraverso gli assessori delle 6 città capoluogo di provincia che hanno passato simbolicamente questo anello che ora verrà custodito ad Odessa. L'importanza della pace è stata sottolineata ovviamente anche dal patriarca Monsignor Francesco Moraia, che ha presieduto l'Eucarestia, perché lo ricordiamo per coloro che magari non conoscono a fondo questa festa, questo rito civile simbolico che affonda le sue radici fin dall'anno 1000 con il Doge di Venezia che lanciava questo anello in acqua come segno di alleanza tra Venezia, il mare, la laguna e le sue acque, coincide con la festa religiosa dell'Ascensione, per cui sono due i momenti che si intersecano tra loro, e per questo c'è la presenza della la festa della Sensa, no? Sarebbe questa poi? Sensa, che in dialetto veneziano e veneto significa ascensione, ecco. Allora Lorenzo, grazie davvero, tra l'altro questi sono giorni importanti per Venezia, perché ieri è iniziato anche il Salone Nautico, quindi immagino che nonostante un po' il tempo incerto anche oggi ci sia parecchia gente in laguna. Sì, c'è parecchia gente, poi entriamo verso il ponte del 2 giugno e soprattutto la Pentecoste di sabato 4 e domenica 5, che come sappiamo nel nostro litorale porta moltissimi tedeschi a farci visita, soprattutto tedeschi che per la festa della Pentecoste utilizzano questo periodo di tempo per un primo assaggio di vacanze. Ecco, e qua vediamo anche le immagini di ieri dell'inaugurazione con il ministro Brunetta e altri che erano presenti, Salone Nautico che torna all'Arsenale con tutto il suo carico di meraviglia. Grazie davvero Lorenzo Maier, buona giornata e buon lavoro. Così dunque nel veneziano. Tra l'altro ecco, vi ridò l'aggiornamento veneziano della cronaca questa mattina, l'incidente che si è registrato allo stabilimento Stella Maris di Sottomarina, dove è deceduto il titolare Gianluca Fasolin, 52 anni, imprenditore tra l'altro molto noto in tutto il Veneto. Stava lavorando nella struttura ricettiva ed è stato colpito da una palma mentre era impegnato nella manutenzione dell'area balneare. Palma che era stata danneggiata nella serata di ieri dal forte vento di Bora, quindi una tragedia sul lavoro, l'ennesima tragedia sul lavoro dopo quella che si è registrata ieri a Portoviro nel Polesine, quindi anche poco distante. Questa quindi è la cronaca, l'aggiornamento di cronaca. Vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio, Francesco Soligo, sindaco di Villorba. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, sindaco, io partirei dalla cronaca. Ieri sera abbiamo raccontato di quello che è successo nella mattinata di ieri nella stazione di Lancenigo, dove questi ragazzini si sono dati appuntamento per darsele di santa ragione. Una mega rissa, ci sono stati dei feriti seppure lievi, poi un fuggi generale quando sono arrivate le forze dell'ordine. Molti di loro sono stati identificati. Si tratta dell'ennesimo caso che vede protagonisti dei minorenni. È un fatto grave e le chiedo, sono ragazzate o è qualcosa di più? Sindaco. È un fatto grave, spero siano ragazzate, ma secondo me dobbiamo preoccuparci. Come ho già detto alla stampa, il punto cardine secondo me è la famiglia. Quindi noi dobbiamo, come amministratori, dobbiamo fare rete tra comuni, dobbiamo fare rete con le famiglie, soprattutto anche con le scuole. Visto che questi ragazzi principalmente vanno a scuola al campus di Lancenigo, da quello che mi hanno detto le forze dell'ordine,
Io stamattina, ieri ho già sentito i dirigenti del campus e in settimana avremo un incontro, spero ci siano anche i ragazzi coinvolti, visto che rischiano appunto una denuncia per rissa, e come ben sappiamo una denuncia per rissa va dai 6 mesi ai 2 anni, meglio fermare subito questo fenomeno. Quindi la mia disponibilità, la disponibilità dei dirigenti del campus a chiarire e a parlare c'è, insomma. Ecco, quindi lei li incontrerà, vuole incontrarli in settimana, sarà una ramanzina oppure, che ne so, saranno coinvolti in qualche progetto particolare di tipo sociale? Che cosa ha in mente, Sindaco? La ramanzina non spetta a me farla, ma bensì alla famiglia. Se il progetto dei lavori sociali, socialmente utili, io lo avvalgo con tutta la mia forza, e perché no, magari dare una mano all'interno del campus scolastico, visto magari ci saranno anche dei lavoretti da fare. Tengo a precisare che il punto cardine è proprio la famiglia. Se poi la famiglia per una sospensione scolastica si rivolge al proprio avvocato, vuol dire che non ci siamo, bisogna lavorare anche sulle famiglie. Bisogna lavorare anche sulle famiglie, immagino sia d'accordo il suo collega Della Pietra. Sì, senz'altro, sono d'accordo, anche perché poi dopo, vedete, quando succedono queste cose, succedono a spot in tutti i territori ed è l'intero territorio a rimetterci, perché adesso sembra che a Villorba ci siano le baby gang e invece non è così. C'è un substrato di ragazzini che probabilmente sono liberi e non vengono controllati da nessuno, che si permettono di fare queste cose, di fatto disonorando il nome dei territori in cui fanno queste scorribande. A me questa cosa qua sta parecchio antipatica. E è chiaro che io sposo appieno quanto dice il collega, che saluto anche, ciao Francesco. Ciao, bisogna trovare la formula corretta. Io vedo che sì, se si fa prevenzione, almeno prima del Covid, facendo prevenzione si riuscivano anche ad evitare certe cose. Dopo questi 2 anni mi rendo conto che è molto più difficile. Chiedo anche, penso sia collegato, se non sbaglio, chiedo gentilmente alla regia, grazie mille Italo Morao e Marco Gagliazzo, è collegato Alberto Ruggin, coordinatore di Più Europa per Padova e anche insegnante. Quindi io parto proprio da questa sua seconda dimensione, Ruggin. Siamo di fronte all'ennesimo fatto grave che vede protagonisti dei giovani. Ha sentito le analisi dei primi cittadini di Villorba e Spresiano. Dal suo punto di vista? Dal mio punto di vista sicuramente la pandemia ha influito tantissimo, perché le percentuali che noi stiamo registrando a livello nazionale su questi fenomeni di risse, baby gang, poi la città di Padova nella quale insomma io lavoro è stata, diciamo, teatro di diversi episodi di questo tipo qua, spesso minorenni, spesso persone che ragazzi, bambini e ragazzi che in questi 2 anni sono stati chiusi in casa, abituati a una vita, diciamo, non socializzante, e quindi attraverso degli schermi, attraverso i cellulari, spesso anche, come è aumentato il fenomeno dei social, dei TikTok, dei video, dell'imitazione. Adesso che ci si ritrova a dover, diciamo, ripartire con una socialità di persona in carne e ossa, purtroppo si registrano questi fenomeni qui. Quindi bisogna ripartire dalle scuole, bisogna ripartire dagli psicologi, pedagogisti, tutte le persone che possono fare rete attraverso le agenzie sociali. Ovviamente dico sempre che le prime dovrebbero essere le famiglie, però mi rendo conto che in questo mondo in cui viviamo la famiglia è sempre più a margine, quindi deve essere, ma non perché è a margine, perché diciamo
le agenzie sociali, proprio come la scuola, come il gruppo sportivo, l'associazione, il gruppo di pari, cioè tutto l'insieme di queste agenzie sociali sono molto più potenti nell'influenzare l'adolescente, il ventenne o comunque il ragazzo che sta ancora frequentando le scuole. Ed è per questo che secondo me anche a livello politico bisogna capire come mettere in comunicazione tutte queste agenzie sociali ripartendo dalle scuole, quindi ricreare, diciamo, un contesto educativo contro ogni forma di bullismo, di aggressività, di violenza. Se noi non facciamo questo non possiamo sempre, come al solito, come avviene anche negli omicidi, in tutti i casi di violenza e in tutti i casi di aggressività, non possiamo lamentarci quando le cose accadono, dobbiamo lavorare sulla prevenzione, quindi cambiare cultura. Il sindaco Soligo dice una cosa molto precisa, che spesso però anche questi genitori prendono le difese in maniera spasmodica dei figli e forse non fanno il bene dei figli. È una cosa che sento sempre più spesso da parte dei primi cittadini, ma non solo, anche da parte dei docenti. E lei come la vive appunto da insegnante questa dimensione e questo rapporto con i genitori? Tendono a dare troppa ragione ai figli? Io penso che non bisogna mai generalizzare, è vero, è molto vero che ci sono tante famiglie, io spesso le definisco avvocati dei figli, dove anche sia nel contesto scolastico, nel contesto anche comportamentale, che si prova non a puntare il dito contro questi bambini, perché io di formazione sono un pedagogista, cioè si cerca di davvero fare un lavoro di squadra con queste famiglie, però spesso ci si trova di fronte a delle famiglie che creano un muro, con le quali davvero è difficile instaurare un dialogo, dove di base di partenza i loro figli sono praticamente delle persone che non possono assolutamente fare nulla di sbagliato, dove tutto... però poi nella realtà ti trovi a dover parlare con questi bambini, con questi ragazzi, la verità è che sono dei bambini spesso parcheggiati nella scuola 8 ore, dalle 8 alle 4 del pomeriggio, poi magari fanno anche dopo scuola, sport, e che la famiglia la vedono un'ora la sera forse a cena, poi li mettono a letto, il giorno dopo riparte la giornata, i weekend hanno altre 3-4 attività sportive. Quindi se noi ci troviamo di fronte a volte a dei muri di famiglie dove non riescono a dialogare con gli insegnanti, ma magari può essere anche, ripeto, con gli animatori delle associazioni sportive o con queste agenzie educative di cui parlavo prima, che fanno presente che c'è un problema sul quale si può lavorare e collaborare insieme, è davvero sempre più complicato. Però, ripeto, non generalizziamo, si tratta di alcuni casi, però spesso sono quei pochi casi che creano anche nel tempo le cose più drammatiche di cui stiamo anche parlando. E Sindaco Della Pietra, voi avete un'iniziativa concreta a tal proposito, la possiamo vedere, si chiama ZAG, quindi Spazio Giovani, sabato 4 giugno, ci spieghi? ZAG è l'acronimo di Zona di Attivazione Giovanile ed è un progetto per il quale abbiamo ricevuto un finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi era un progetto ANCI. Ci tengo sempre a dire che Spresiano è stato l'unico comune sotto i 15.000 abitanti in Veneto a prendere questo contributo, quindi abbiamo fatto una progettualità che prevede anche la struttura vera e propria di uno spazio da consegnare ai nostri ragazzi, che può diventare un modo per scambiarsi esperienze, per fare delle attività e soprattutto per avere un luogo di ritrovo ben definito. La mia idea è quella che adesso abbiamo appunto degli educatori, abbiamo delle attività come per dire i DJ set, piuttosto che lo skateboard, piuttosto che il parkour, quindi cose che piacciono ai giovani e che permettono di controllarli anche e di tenerli impegnati in qualcosa, piuttosto che vadano a trovarsi in stazione per picchiarsi. Adesso scusatemi se banalizzo la cosa, però credo di essere abbastanza grave. Ieri abbiamo parlato tra l'altro anche con alcuni testimoni, hanno raccontato. No, ma la mia speranza e il motivo per il quale crediamo molto in questa cosa è che tra qualche anno, dopo che appunto si è fatto un percorso e si è seguita una progettualità, questo spazio possa essere completamente gestito da loro. È al piano terra della nostra biblioteca, quindi è anche un luogo
che ha una forte valenza, ecco, sul territorio, e perché no, può essere il luogo adatto nel quale può nascere un'associazione di giovani e che possa proprio gestire completamente questo spazio. Può essere, non so, una serata di cinema, perché certo, no, piuttosto che ma anche i primi baci, insomma, cioè una serie di capite cosa intendo, ecco, quello che magari per noi era l'oratorio qualche anno fa, che adesso di fatto gli riporta un po' il tempo delle mele. Beh, ma guardate che magari si ritornasse al tempo delle mele, no? Sindaco Soligo, chiudo con lei, poi raccontiamo una storia di Breda. Ecco, ieri è toccato ovviamente al vostro comune, ma da tempo parliamo di questi appuntamenti via social. Tra l'altro si danno appuntamento a un'ora prestabilita, scatta la rissa e poi si disperdono, diventa difficile spesso intercettarli. Ieri invece sono stati intercettati e poi individuati grazie alle telecamere. Le telecamere sono importanti, quindi, Sindaco Soligo. Sì, sono importantissime, infatti nel nostro territorio le stiamo ampliando, ne dobbiamo installare altre 50 nei punti più critici. Tengo a precisare che un ringraziamento va ai cittadini che erano presenti quella mattina alle 8:30, che prontamente hanno avvisato le forze dell'ordine, e anche alle forze dell'ordine va un plauso, perché sono intervenuti con tempestività e hanno scongiurato il peggio. Mi volevo agganciare anche al discorso del collega. Ben venga un progetto giovani come lo sta facendo Spresiano. Volevo un attimino ribadire che qui a Villorba un progetto giovani uguale, simile, c'è e conta circa 250 ragazzi che lo frequentano. Come ha detto il collega, lo skate park, il parkour, la mountain bike, il pattinaggio, tutto quello che questi sport da strada vengono o meno in certe associazioni, a Villorba c'è ed è gestito proprio da loro, e abbiamo visto che comunque da un progetto giovani che contava circa una cinquantina di ragazzi, adesso siamo arrivati a 250. Hanno rispetto dell'ambiente in cui svolgono le attività, e ben venga nel comune limitrofo un altro posto dove i ragazzi, appunto come dice Marco, si possa tornare al tempo delle mele. Allora, rimaniamo sempre sul tema, poi cambiamo argomento e facciamo anche un po' di pubblicità. Vi porto a Breda di Piave, rimaniamo sempre in tema un po' di baby vandali che sono entrati in azione in un cantiere nei giorni scorsi, con il proprietario che proprio attraverso la nostra emittente lancia loro un appello, un ultimatum, e cioè: io domani vado a denunciare, ho le fototrappole, vi so riconoscere, quindi insomma fatevi avanti voi. Sentiamo. Ieri pomeriggio, venendo a controllare appunto eventuali danni dovuti al temporale, mi sono accorto che più che il temporale era passato un gruppo di ragazzini che hanno pensato bene di danneggiare, fare piccoli danni, piccole marachelle, diciamo così, sulla mia proprietà. Sta ristrutturando questa casa in via Bocca, a Breda di Piave, con le sue sole forze, Alessandro Vacilotto, e aver trovato una serie di danni nel cantiere in aperta campagna lo ha profondamente amareggiato. Una bravata, dice, mostrando le bocche di lupo da cui sono state rimosse le travi per gettarci materiale edile, come quello che ha poi mandato in frantumi un davanzale. La cosa mi ha lasciato un attimo esterrefatto, perché magari trovare altre cose da fare sarebbe meglio, piuttosto che andare in case di altre persone a danneggiarle. I responsabili si sono messi loro stessi in pericolo nel corso della scorribanda nella casa al Grezzo, sottolinea Vacilotto, e nel caso si fossero fatti male il proprietario rischiava di doverne pure rispondere. Sui social ha lanciato a questi ragazzi un ultimatum. Nella zona avevo messo due fototrappole, per la precisione, che li hanno ripresi, e io do la possibilità di redimersi contattandomi in privato o contattando anche la vostra redazione per evitare conseguenze penali, perché chiaramente nella giornata di lunedì il mio avvocato provvederà a presentare la querela con relative immagini a supporto e poi andranno incontro alle relative conseguenze.
Rimane l'amarezza per la mancanza di rispetto verso chi compie grandi sforzi per costruirsi qualcosa, come nel caso di Alessandro, che malgrado il periodo non facile cerca di portare avanti i lavori alla casa. Mi demoralizza ancora di più perché i sacrifici che uno fa per cercare di costruire qualcosa poi vengono vanificati da persone che purtroppo non hanno nulla da fare. Quindi non solo danni materiali, ma anche, verrebbe da dire, morali, o quantomeno al morale. Facciamo così, qualche istante di pubblicità, poi torniamo con alcune questioni caldissime dal punto di vista politico e una polemica tutta trevigiana con la sinistra, le forze politiche di sinistra che chiedono all'amministrazione comunale di revocare la cittadinanza onoraria conferita nel 1924 a Benito Mussolini. Ma tutto questo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta anche per questa domenica 29 maggio, è rimasto con me Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, Fratelli d'Italia, Francesco Soligo, sindaco di Villorba, Lega, Alberto Ruggin, Più Europa, coordinatore per la provincia di Padova, e apriamo quindi la pagina politica. Direi di partire dalla polemica fortissima, dalle fibrillazioni interne al centrodestra. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di quelle all'interno del governo, soprattutto attorno al DDL concorrenza, le concessioni demaniali balneari e quant'altro, però in queste ore c'è lo scontro Meloni-Salvini. Cos'è successo? Come sapete, venerdì Salvini dice: sono pronto a volare a Mosca per parlare di pace, incontrare Putin, anche se poi si parla di Peskov, il portavoce e quant'altro, ma insomma sono pronto a volare a Mosca. Dice Salvini: apriti cielo, perché ci sono state diverse prese di posizione, tanti anche attacchi frontali che sono arrivati ovviamente dal centro-sinistra, ma anche da Giorgia Meloni, che ha utilizzato queste parole nella giornata di ieri, intervistata da Bruno Vespa. Sentiamo Meloni. Dovrei capirne i contorni, guardi, non ho molto da dire su questo. Immagino che Salvini, se fa una scelta del genere, ne abbia parlato, ne debba parlare, diciamo, soprattutto col governo del quale fa parte. Secondo me, diciamo, per carità, tutto quello che si fa per arrivare a una soluzione di questo conflitto è buona cosa. L'unica cosa sulla quale bisogna fare molta attenzione è non dare segnali di crepe nel fronte. Cioè, noi abbiamo bisogno in questa fase, penso io, di una postura solida dell'Occidente. Ecco, queste le parole della Meloni. Subito dopo è arrivata di fatto la risposta di Salvini, altrettanto piccata, che mette nel calderone tutti, Renzi, Letta e la stessa Meloni. Sentiamo Salvini. Io pensavo, forse ingenuamente, che costruire la pace, mettendosi in gioco, mettendosi anche a rischio, valesse la pena. Non pretendo applausi, però neanche insulti, perché altrimenti, non essendo un weekend a Forte dei Marmi, perché andare in territorio di guerra per provare a portare parole di pace non è esattamente il fine settimana a Riccione, ecco, ma notando che da Letta a Renzi alla Meloni a Calenda un grido di attacchi e di polemiche, a volte mi viene voglia di dire: ma chi me la fa fare? Io passo 2 giorni con i miei figli e con i miei genitori, e tenetevi le vostre polemiche, tenetevi la vostra guerra. E permettetemi se ogni tanto mi viene da dire così. Meloni e Salvini, non c'è pace, titola oggi in primo piano il Gazzettino, ma poi tutti i giornali nazionali lo fanno. C'è un problema all'interno del centrodestra? Pare di sì, Della Pietra. Ma a me non pare un problema all'interno del centrodestra, pare più un problema all'interno della maggioranza di governo. Di fatto cosa ci si poteva aspettare dalla mia leader, dalla nostra leader, se non un commento del genere, che mi pare oggettivo. Quando si va in missione di pace diplomatica così, cioè si deve avere quantomeno un ruolo, credo. Mi pare che anche all'interno della stessa maggioranza appunto ci sia stato qualcuno che ha detto: ma a che titolo?
Poi è vero che se si va a fare un weekend non con i propri figli e per cercare di portare la pace è sicuramente lodevole, magari ecco, si poteva anche fare a meno di dire se questo era l'intento, no? A me francamente pare un po' così. Però resta, chiedo... No, prego. Chiudo. Se il risultato deve essere come l'ultimo passaggio fatto con il sindaco ucraino qualche tempo fa, forse è meglio rimanere a casa e lasciare magari ad altri, ecco, il compito. Il sindaco di Presmil, se non sbaglio. Ecco, sindaco Soligo, il tema però resta il tema di fondo, nel senso, al di là delle battute del giorno particolarmente piccato, la Lega sembra avere una linea sulla crisi in Ucraina, Fratelli d'Italia tra l'altro una linea, poi magari mi correggerà della Pietra, molto più simile a quella del Partito Democratico che a quella appunto della Lega, quindi insomma ci sono dei problemi. E lei come la vede? C'è realmente una questione di fondo fra gli alleati del centrodestra proprio anche sul filoatlantismo e quant'altro? Io credo che venga un po' strumentalizzato un po' tutto. Provare con la diplomazia bisogna farlo fino alla fine, in qualsiasi colore politico venga appunto la decisione. Poi sicuramente il Premier Salvini si sarà confrontato con il governo Meloni, il resto insomma sono chiacchiere. L'alleanza è solida? L'alleanza di centrodestra? Quanto mi riguarda credo di sì. Lei non nota quindi scricchioli particolari, quindi quando sarà il momento di correre alle elezioni, sindaco, si correrà insieme? Ma sì, è già stato fatto nei territori, nei comuni, il 12 giugno ci saranno altri comuni che vanno al voto, quindi l'alleanza c'è, il centrodestra è ancora unito, credo che non ci siano grossi problemi. E chi in questi giorni, perché è un tema che si è proposto in questi giorni, importantissimi editorialisti anche a livello nazionale preconizzano un futuro governo Meloni-Letta, se ne sta parlando. È un'ipotesi sul tavolo. Lei, Ruggina, come la vede da esterno alla coalizione del centrodestra? Allora, guardi, io non farò mai parte di quei politici che dicono mai con questo, mai con quell'altro, mai con quest'altro, perché in politica abbiamo visto tutto il contrario di tutto e tutti i partiti sono andati al governo con tutti, compresa Giorgia Meloni, che ricordiamo sostenne all'epoca. Anche voi mi pare che adesso non siate proprio, no, quindi no, con quelli, no, così giusto per dire, no, perché anche Giorgia Meloni, però mi pare, no? Ruggina, prego. O sbaglio? È bello dirlo adesso, no, nel governo multiplo. Sentiamo Ruggina, poi torniamo. Sì, scusatemi. Ecco, perché poi questi dibattiti con gli Skype a volte succede proprio questo, Ruggina che si frizza. Vediamo se per caso riesce a ristabilire la connessione Alberto Ruggin, coordinatore di Più Europa di Padova. Ecco, non ancora. Il sindaco si assume la responsabilità di questo. Colpa mia. No, vabbè, però il tema c'è, nel senso si sta parlando in questi giorni. Però è innegabile che però la linea... non è corretto partire dicendo anche Giorgia Meloni, anche... Okay. No, cioè non è questo il... Però il tema di fondo è sulla guerra in Ucraina la posizione di Fratelli d'Italia è una posizione diversa rispetto a quella... Sembra diversa rispetto a quella di Forza Italia, ma a me pare della Lega. A me pare che siamo tutti atlantisti, mi pare, no? E mi pare che siamo tutti d'accordo nel condannare quanto ha fatto Putin nei confronti dell'Ucraina. Mi pare, attenzione, poi dopo magari sbaglio io. Dopo è ovvio che ci sono delle
no, delle differenziazioni, questo è poco ma sicuro, però dire ecco che si parla di un governo Fratelli d'Italia Letta, Meloni Letta, fantascientifico lei dice. Ora come ora a me pare strano, però magari qualcuno che ne sa più di me. Vedo che Ruggina è ritornato. Ruggina, riprendiamo il filo. Allora, stavo dicendo appunto che tanti hanno detto mai con questo, Salvini ha detto per anni mai con il PD, mai con la sinistra, e adesso è al governo anche con la sinistra più estrema, così come Giorgia Meloni ha votato a favore della riforma Fornero per le pensioni e la fiducia al governo Monti nel 2011, un altro governo tecnico. Quindi il mai in politica, io spero sempre che nessuno abbia il coraggio di dirlo, perché tanti si sono veramente rimangiati tutti quei mai che hanno detto a partire dai 5 Stelle, tutti i partiti Comunque, detto questo, io penso che nel centrodestra c'è un problema enorme, grande come una casa. Forza Italia, che è un partito nel quale io ho anche militato anni fa, da quale io provengo, un giorno si è trovato a dire Berlusconi, noi dobbiamo portare Kiev ad ascoltare le istanze di Mosca, il giorno dopo lo stesso convegno di Napoli smentisce tutto, noi siamo filoatlantisti, stiamo dalla parte degli ucraini. Cioè, diciamo che sulla politica estera non si scherza, perché anche il capo dello Stato, l'ultima volta che c'è stato il governo 5 Stelle Lega, il governo più populista dell'Unione Europea, è stato molto chiaro sulla politica estera, ha imposto un ministro degli esteri filoatlantista, ce lo ricordiamo nel governo Conte 1, e su questo, anche se un centrodestra dovesse essere compatto alle prossime elezioni, dovrà portare chiarezza su questo, perché o stiamo con la NATO e stiamo con l'Unione Europea e abbiamo una posizione chiara sui nostri partner, oppure stiamo con gli autocrati, stiamo con Putin, stiamo con Orban, stiamo con Bolsonaro, ma io non credo che questo giovi all'Italia, non credo che questo possa portare benefici in campo politico, economico, in nessun... Ecco, quindi io credo che all'interno del centrodestra sicuramente Giorgia Meloni sta facendo scuola in maniera molto più astuta, molto più attenta rispetto all'alleato Salvini, però c'è una divisione e è oggettiva, sarebbe palese e sarebbe assurdo dire il contrario. Io credo che se un centrodestra vuole candidarsi a governare questo paese deve veramente fare tanta strada, e le possibilità che in questo momento ci siano di una coalizione compatta secondo me sono ancora lontane. Rischiamo di ritrovarci l'anno prossimo a dover sostenere un altro governo tecnico, perché ci sarà un'emergenza economica da dover far fronte, dove questi litigi all'interno del centrodestra non possono trovare tempo e spazio, perché i fondi del PNRR, che anche il prossimo anno dovranno continuare a vedere applicate determinate riforme che l'Unione Europea ci chiede in cambio di questi fondi, o vengono portati a casa oppure questi fondi non arrivano più, e noi con il debito pubblico al 150% dobbiamo domandarci se possiamo porci in questa condizione. Quindi io vedo veramente difficile la possibilità che questo centrodestra oggi possa governare il paese. Non è più il centrodestra dove Berlusconi federava e metteva d'accordo tutti, è un centrodestra che palesemente ha fatto fatica anche in queste elezioni amministrative, vedi il caso Verona, a mettersi d'accordo su molti candidati sindaci nel territorio. E cambiamo argomento, perché siamo un po' addirittura d'arrivo, scusate se taglio bruscamente, ma volevo prendere in mano un po' questo fronte con voi, perché a Treviso se ne discute parecchio. Ieri sera ve lo abbiamo raccontato, c'è stata appunto una proposta delle forze politiche di sinistra, guidate da Luigi Calesso, Coalizione Civica per Treviso, di revocare la cittadinanza onoraria conferita nel 1924 dalla città di Treviso a Benito Mussolini. Va detto per ragioni ovviamente oggettive che la maggior parte dei comuni italiani concessero questa cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Nel 1924 probabilmente non c'era nemmeno tutta questa discrezionalità, però il tema esiste. Poi noi abbiamo parlato anche con il sindaco Mario Conte che dice ci sono altre priorità, dal caro bolletta e quant'altro. Poi abbiamo chiesto anche che cosa ne pensassero i trevigiani, abbiamo raccolto alcune voci per strada e ovviamente come sempre le persone si dividono sul tema. Sentiamo alcune testimonianze, alcune reazioni a questa proposta. Cioè nella storia ci sta, voglio dire, nessuno lo cancellerà dai libri, comunque la si pensi, ma da qui a conferirgli una cittadinanza onoraria mi pare francamente
incredibile, ecco. Quindi va revocata, diciamo, quella che... Sì. Non lo so se è giusto o sbagliato perché io non c'ero quando c'era Mussolini. Fare un dibattito se è giusto o non è giusto sarebbe più democratico, no? Secondo me è sbagliata revocarla perché gli è stata data, ha fatto la sua storia, oggi non va più bene, ma non è il caso di revocarla. Ormai è stata fatta e rimane, anche se quello che ha fatto si sa, è agli occhi della portata di tutti. Quindi insomma, diciamo, il giudizio della storia c'è già, insomma. Ma c'è già, perciò non si può cancellare una storia, ormai quella c'era, è rimasta e rimarrà. Nella mia famiglia i miei nonni ne parlavano bene, nonostante i suoi errori di tattica, allearsi con la Germania, eccetera. La cittadinanza onoraria, secondo me, ormai di un personaggio così storico è una questione più di nostalgia. Io la lascerei e penserei a qualcosa di un po' più utile, forse. Al giorno d'oggi considerarlo ancora cittadino onorario è un po' fuori luogo, secondo me. È sì, una cosa che andrebbe revocata. Secondo me è giusto revocarla perché, diciamo, è un simbolo dell'Italia fascista e adesso per fortuna non siamo più in questo tipo di Italia e è giusto revocarla. Sono d'accordo su questo punto. La storia è stata quella che è stata, adesso guardiamo al futuro, basta, lo revochiamo. Quindi lei è per revocare la cittadinanza? Sì. Sono temi sempre sensibili questi, o comunque divisivi, che dividono l'opinione pubblica. Al di là del merito c'è anche una questione di metodo, ovvero la storia si cancella, sì o no, al di là del giudizio del fatto storico concreto e singolo. Ruggin, cosa ne pensa di questa proposta di revoca? Allora, innanzitutto noto che nel servizio che avete appena mandato in onda i giovani, guarda caso, sono quelli che molto più chiaramente la storia magari l'hanno anche studiata nei libri e dicono chiaramente revochiamo la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Poi bisogna anche analizzare quello che succede in questa regione. Recentemente è stata approvata una mozione in Consiglio regionale, una mozione antifascista dove si condanna senza se e senza ma il fascismo ed è stata approvata con i voti della Lega e del centro-sinistra insieme, e Fratelli d'Italia ha scelto di uscire dall'aula. Allora, come sempre qua torniamo sempre all'argomento precedente, dobbiamo capire se una certa destra in questo paese ha fatto pace con il passato e vuole guardare avanti, oppure davvero c'è una destra che ancora guarda al passato, la nostalgia di un certo passato. L'abbiamo visto spesso in certi esponenti di Fratelli d'Italia, certe situazioni anche denunciate alla magistratura, certi funerali, bracci destri alzati, saluti romani e cose così. Allora, o veramente Fratelli d'Italia vuole governare questo paese, oppure se pensa di essere ancora ancorata a quella destra, sarà una destra al margine, come Marine Le Pen in Francia, come la destra più estrema in Germania. Non potrà mai candidare, non potrà mai governare l'Italia, perché gli estremismi vengono sempre lasciati ai margini. Quindi o questa destra diventa davvero una destra che guarda all'Europa, al futuro, ai giovani che lo chiedono, oppure anche queste cose che si dicono c'è ben altro, il benaltrismo, c'è sempre qualcosa a cui pensare di diverso. No, invece bisogna anche fare chiarezza una volta per tutte con quello che è il passato di buono e quello che è il passato che magari è proprio da togliere, rimuovere e anche magari vergognarsi di un certo passato, perché in Germania c'è stato un processo di Norimberga che ha fatto vergognare oggi, e tutti i tedeschi oggi si vergognano di quello che è stato un determinato passato. Noi purtroppo, non avendo avuto una Norimberga italiana, e anzi certi gerarchi fascisti sono stati poi negli anni promossi in certe ambasciate in giro per il mondo, perché anche questa purtroppo è storia, allora noi non abbiamo mai fatto pace con il nostro passato. Ruggin, chiarissimo. Cercando di fare pace con il passato dovremmo un attimo guardare al futuro. Mentre vedo che Della Pietra sta in qualche modo carburando, do la parola do la parola al sindaco Soligo. Sindaco, lei cosa ne pensa? Mario Conte ha detto, ieri sera lo abbiamo sentito, ci sono altre priorità, queste sono questioni ideologiche che non mi interessano e soprattutto la storia comunque non si cancella. Lei, sindaco Soligo? Sono pienamente d'accordo con il collega, la storia non si cancella. Il sindaco appunto l'ha detto nel vostro servizio, è stato ribadito anche adesso.
io sono appunto convinto che adesso veramente ci sono cose più importanti da pensare. Poi sarà i sindaci dei paesi, dei comuni che hanno dato la cittadinanza, magari con le loro maggioranze, con i loro consigli comunali, a decidere. È chiaro che nell'intervista che è stata fatta alla cittadinanza, sì è vero, alcuni giovani hanno detto che sono d'accordo per cancellare questa cittadinanza, però anche altri hanno detto è storia, la storia non si cancella. Quindi insomma lei dice non è una priorità anche lei come il sindaco di Treviso Mario Conte. Rugin utilizza della pietra un termine preciso, no? Anche questo è un neologismo, benaltrismo. Sì. Allora Della Pietra invece non usa il termine benaltrismo, però ci sta, io rispetto le posizioni, attenzione. Però ecco un paio di considerazioni. La prima, non è che il fascismo sia un fenomeno di una settimana fa, 3 anni fa, 10 anni fa. Mi risulta che a Treviso abbia governato la sinistra per un certo periodo, magari avrebbero fatto più bella figura a revocarla loro eventualmente la cittadinanza ordinaria, ma non vorrei dire cose non esatte, ma mi pare di sì, no, che fosse la sinistra qualche anno fa che governava la città di Treviso. Primo punto. Secondo punto, io sposo appieno quanto dice il mio coordinatore regionale, che è anche senatore, Luca De Carlo, che non rinnega il passato perché sarebbe un errore, però di certo non lo avvalla, o meglio non in tutto, e dice che si deve guardare avanti. Prima mi si chiedeva se Fratelli d'Italia è pronta a guardare avanti. Io credo di essere la prova provata di come Fratelli d'Italia guarda avanti. Non mi risulta di essere un fascista nostalgico, né tantomeno di non sposare a volte anche ragionamenti della sinistra, e non mi vergogno a dirlo. Quando si è amministratori e ci si cala davvero nei problemi della gente e anche nella gestione di un paese. Scusa Della Pietra, bisogna anche dire chiaramente e vergognarsi e chiedere scusa dei crimini che ha fatto. Guarda, io mi vergogno delle cose che faccio io, non mi vergogno. Però vedi, chi fa propaganda e chi parla. No, stavo parlando io. Comunque. Attento che ti salta il collegamento. Sentiamo 10 secondi Rugin, perché altrimenti 10 secondi e poi salta il collegamento. 10 secondi Rugin, prego. Rugin. Stavo solo dicendo che siccome ha detto che deve essere la sinistra che quando non ho detto che deve essere, ho fatto una considerazione, non l'ho detto, caspita, ma non l'ho detto, però posso finire? Sì, ma non l'ho detto, la Merkel, però non che dire non l'ho detto. Sembra sia di sinistra, non solo si vergogna e schifa, ma ha chiesto scusa per tutti i crimini che ha commesso il nazismo. Allora, se anche noi chiediamo scusa per i crimini che ha commesso il nazifascismo, sia a destra che a sinistra, magari cresciamo tutti quanti politicamente. Però ne facciamo sempre una questione, se no? sia una bandierina della sinistra o dei liberali, perché io non sono di sinistra, ma sono un liberal democratico, allora veramente questo paese non ne verrà fuori mai. Deve essere una politica democratica che guarda in maniera democratica il futuro di questo paese, a condannare in maniera trasversale ciò che è stato chiarissimo. Rugino, chiarissimo, siamo addirittura da arrivare. Condannare e vergognarsi sono due termini, perdonatemi, che non sono mica proprio uguali, Io mi vergogno. Se lei non si vergogna dei crimini nazifascisti, allora te lo ripeto nuovamente, io mi vergogno delle cose che faccio io. Forse non te lo capire, ma te lo spiego bene. Io mi vergogno se faccio qualcosa forse non te lo capire, ma io te lo spiego. Se tu parli per Massimo Sistemi, tu sei di sinistra liberale, adesso salta fuori che te si pide Fratelli d'Italia, io ti sto dicendo che ci sono dei termini che vanno, secondo me, usati in maniera corretta. Ti ripeto, io condanno, ma non mi vergogno io, hai capito cosa vuol dire? Io mi vergogno delle cose mie. Le ho trucidate io, no, perché sembra quasi. Poi che tu mi dica è la sinistra perché era la sinistra, io ho semplicemente detto adesso la sinistra, a distanza di qualche anno, a Treviso sta chiedendo di togliere la cittadinanza onoraria a Mussolini. A me, francamente, se domani la tolgono, cioè non è che mi straccio le vesti, attenzione, ci tengo a dire questo, non è che sono qua per orare la causa, per mantenere la cittadinanza, dico solo che a me, personalmente, cioè io se devo fare qualcosa, quando sono in carica la faccio, cioè mi pare più... Poi dopo, sapete, scusa, finisco, vista anche le percentuali che sta raggiungendo Fratelli d'Italia adesso, mi pare che sia abbastanza una strumentalizzazione questa, ma la dico così, la butto là.
Allora, facciamo così, su questo ci aggiorniamo perché il tema è divisivo e non penso finisca qui. Io vi ringrazio, grazie ad Alberto Ruggin con il quale volevo parlare anche di un'altra cosa, le panchine arcobaleno che si stanno per posizionare in varie parti della provincia di Padova, tra l'altro poi appoggiate anche da amministrazioni del centrodestra e non del centrosinistra, quindi siamo di fronte a un cortocircuito politico anche qui per certi versi che fa davvero riflettere, le polemiche con Este, poi la panchina che è finito Ospedaletto Euganeo, eccola qua, insomma se ne è discusso parecchio anche a livello nazionale, però appunto non c'è tempo, quindi grazie Alberto Ruggin, coordinatore provinciale per Padova di Più Europa, grazie al sindaco Francesco Soligo che in settimana, lo avete sentito, spera di incontrare i ragazzi che ieri si sono resi protagonisti di quella maxi rissa in stazione a Lancenigo di Villorba. Grazie quindi sindaco Soligo e grazie a Marco Della Pietra che è stato qui con me, è stato mio compagno di viaggio fisico per questa diretta del mezzogiorno. Ringrazio ovviamente dalla regia come sempre Italo Angelo Morao e Marco Gagliazzo per tutto il supporto tecnico. Saluto e ringrazio tutti voi, ci rivediamo in diretta alle 19:30 per tutti gli aggiornamenti. Grazie davvero, previsioni del tempo, buona domenica. Grazie. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Benvenuti al meteo. L'ultima domenica del mese sarà caratterizzata da una residua instabilità e ancora da un clima piuttosto fresco per il periodo. Vediamo il dettaglio del 29 maggio. Sul Veneto al mattino cielo molto nuvoloso con ultimi acquazzoni. Andrà meglio invece con il passare delle ore dove sarà più asciutto e a tratti anche soleggiato. Temperature in lieve ulteriore calo, minime tra 10 e 14 gradi, massime comprese invece tra i 19 e i 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui giornata decisamente fresca, con cielo in genere poco nuvoloso e bora moderata in pianura. A Trieste potrebbe essere anche forte con raffiche sui 100 km/h. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime sui 19 e 22 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, qualche pioggia in mattinata anche qui, a seguire ampie parentesi soleggiate. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 21 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta.